Dichiarato lo stato d'emergenza a me sembra il minimo, visto che considerato quello che è accaduto e in particolar modo c'è la perdita di 2 vite umane che non è, cioè, non è un fatto ordinario, quindi l'emergenza c'è tutta a 360 gradi, purtroppo anche con la perdita di 2 vite umane. Con 3.000 opere realizzate, tra i quali molti bacini di laminazione, 2 miliardi di investimento, abbiamo dimostrato che comunque la sicurezza aumenta con le opere. A livello nazionale chiediamo che si identifichi come priorità nazionale, magari potendo pescare, basterebbero una ventina di miliardi dai 235 miliardi del PNRR da distribuire alle regioni che hanno già opere pronte per essere cantierate. Abbiamo registrato il record assoluto del livello del Lagno al ponte di Brogliano, non si era mai visto il livello arrivare a oltre 30 centimetri sopra il massimo record precedente. A valle sono stati utilizzati i bacini di laminazione, quello di Montebello e quello di Trissino per quanto riguarda Lagno, poi è entrato in funzione anche quello di Caldogno, quello sull'Orolo, ma stiamo parlando di un altro bacino idraulico, e ci sono stati i danni che avete visto. Bisogna semplificare le normative anche per poter fare le opere, perché sono opere salvavita e quindi non è accettabile che ci siano tutta una serie di passaggi che implicano delle tempistiche assolutamente lunghissime e inaccettabili se vogliamo salvare vite umane.